facoltà. Prego. Grazie Presidente. Mentre i colleghi del gruppo di Forza Italia toccano ferro, cosa che in questo periodo consiglierei a tutti noi e anche a chi è fuori da quest'Aula, mi accingo a fare la dichiarazione di voto a nome del mio gruppo, che sarà naturalmente una dichiarazione di voto contraria alla sfiducia. Ho già esposto in altre circostanze, lo hanno fatto colleghi del mio gruppo, i motivi per i quali non ci fidiamo di questo governo. Timeo Danaos, dona ferentes, e poi in questo caso i dona non si vedono. Le motivazioni tecniche di questa nostra sfiducia sono già state esposte dai colleghi dell'opposizione, ma anche dai colleghi del mio gruppo. Ieri la senatrice Nisini ha evidenziato che i 400 miliardi di liquidità in realtà erano 400 miliardi che si sarebbero dovuti trovare nelle banche e non so se chi è fuori da quest'Aula ha capito esattamente di che cosa si stesse parlando. La senatrice Ferrero ha ricordato che grazie ai meccanismi con i quali questo aiuto è stato disposto sta piovendo sul bagnato, i soldi arrivano sostanzialmente a chi non ne ha bisogno. Il senatore Saviane ci ha ricordato che le famiglie sono state sostanzialmente dimenticate negli interventi contro la recessione da Covid, e di questo qualcosa si vede anche nelle statistiche sul mercato del lavoro, ma soprattutto il senatore Montani ha fatto l'osservazione cruciale, ha ricordato l'importanza del fattore tempo, ed è abbastanza strano che un governo che ha come ministro dell'economia, peraltro assente, uno storico, non capisca l'importanza del tempo quando si tratta di agire contro una crisi che ha queste caratteristiche. Noi siamo stanchi della stucchevole retorica della collaborazione e della pacatezza. È molto facile entrare in quest'Aula e a favore di telecamera fare un elogio della virtù della pacatezza, come è anche molto facile argomentare che si sarebbe voluto un clima di maggiore collaborazione. Cominciamo dal principio che la negazione del conflitto in democrazia è comunque un atto eversivo. La dittatura nasce per negare il conflitto, la democrazia nasce per mediarlo, e il luogo del conflitto è questo. Non sono degli ipotetici tavoli tecnici extraparlamentari nei quali ci avete sostanzialmente preso in giro per qualche settimana, facendo anche l'errore di vantarvene in giro, e Roma, si sa, è piccola, quindi poi le voci corrono. Non tutti quelli che lavorano con voi vi amano, ve lo dico per inciso. E allora, in questo elogio della pacatezza, in questo elogio della virtù della collaborazione, io ravviso diversi elementi di fondamentale e radicale ipocrisia, e probabilmente il primo risiede nel fatto che, oltre al fatto che un clima di collaborazione non si può avere perché voi non lo volete, ma sarebbe comunque reso oggettivo dal modo assurdo in cui i provvedimenti che vengono sottoposti all'attenzione del Parlamento sono scritti. Perché quali margini di collaborazione ci possono essere in decreti che regolarmente superano i 100 articoli e che questa, al dire il vero, è l'unica eccezione, aggiungo, laddove venga fatta l'obiezione di rito, ma anche in questa, che era l'unica eccezione, cioè nel quadro vasto dei provvedimenti fatti per contrastare la grande pandemia globale, questo è l'unico provvedimento che ha meno di 100 articoli, e a questo ramo del Parlamento sono stati dati 4 giorni per esaminarlo. Allora è chiaro che c'è qualche cosa che non funziona dalla parte di chi la collaborazione la chiede a parole, ma la rende impossibile nei fatti, scrivendo provvedimenti non lavorabili in Parlamento. Questo va detto a chi sta fuori, perché poi è facile a favore di telecamera fare i pacati, ma questo invito alla pacatezza andatelo a fare a chi sta perdendo il lavoro, o andatelo a fare ai parenti di chi ha perso la vita in seguito a gesti estremi. Vi potrei citare padri che hanno trovato i figli e figli che hanno trovato i genitori. Questa è la situazione nella quale siamo, questa è la situazione nella quale ci condannano i ritardi, il non aver tenuto conto dell'importanza del tempo. E allora mi dispiace, ma io devo assolutamente sottolineare che qui si stanno facendo due errori che sono complementari e che entrambi tradiscono una strana subalternità di questo governo.
non si sono voluti collocare titoli di Stato tempestivamente in condizioni di mercato liquido come quelle che si sono create soprattutto a marzo dopo l'annuncio dell'intervento della BCE. Noi nel primo trimestre l'Italia ha avuto il record netto europeo di emissioni negative nette sul mercato di titoli di Stato, meno 57, quando invece c'era bisogno di liquidità vera, non di promessa che si sarebbero sostenute le banche laddove avessero fatto un atto di amore. Lì non si è voluta raccogliere liquidità. Gli esiti delle aste successive, non solo quella del BTP Italia, ma anche quella del BTP ordinario, dimostra che se si fosse agito con maggiore incisività, adesso la liquidità ci sarebbe anche stata distribuita, non si sarebbero sottoposti i professionisti all'umiliazione dei click day, d'accordo? Di chi prima arriva meglio alloggia. Ci sarebbero state coperture, non si sarebbero poste coperture ridicole a garanzia dei vari prestiti che il decreto di liquidità promette, o forse si deve dire prometteva, perché attenzione che questa storia delle garanzie sarà, come dicono sui social, is the new clausole di salvaguardia, perché voi le clausole di salvaguardia le avete disattivate, ma quando queste garanzie saranno escusse a fronte delle risorse che voi non ci mettete, vi do una notizia triste per voi e, diciamo così, da gestire per noi. Al governo ci saremo noi, sarà al nostro governo che toccherà venire fronte a quell'enorme voragine che avrete aperto nei conti pubblici, garantendo senza mettere coperture, perché questo poi è il tema fondamentale che si rinviene in questo provvedimento e anche nel decreto di rilancio, perché poi parliamo anche di quello quando sarà il momento. Allora, all'errore di non intervenire con una raccolta cospicua sul mercato nazionale emettendo titoli, fa da contrappeso l'altro errore complementare, quello di affidarsi a ipotetiche misure, a una pioggia di miliardi che dovrebbe venire dall'Europa, una pioggia di miliardi su cui siete smentiti perfino dai vostri organi, diciamo così, organici, chiamiamoli così, d'accordo? Perfino dalle vostre varie pravde siete smentiti. Si sa che saranno pochi, ma qual è l'assurdità? L'assurdità è che la gente fuori questo non lo sa, gli va detto quei soldi non ci sono soldi che l'Europa dovrà raccogliere sui mercati, e quando andrà a raccoglierli sui mercati? Quando saranno state versate le garanzie, quindi con calma, e noi siamo sicuri che con le imprese che cominceranno a fallire, con le famiglie che non saranno in grado di rimborsare i mutui, quindi con a cascata le banche che cominceranno ad avere difficoltà, in un regime di mercati finanziari che necessariamente saranno molto più turbolenti di quelli attuali, la grande, la poderosa Europa riuscirà a collocare dei titoli? Siamo sicuri? Allora meglio un BTP oggi che niente domani, no? Ma questo perché non è stato fatto? Perché non lo si fa? Per me questo rimane un enorme mistero, che forse ha una spiegazione politica, perché noi lo sappiamo a che cosa serve il MES, d'accordo? Con due aste, quella dei BTP Italia e l'ultima dei BTP ordinari, d'accordo? Che non sono tutte le aste che sono state fatte da aprile ad oggi, sono stati raccolti 36 miliardi. La BCE nel frattempo ha comprato 37 miliardi. Lo sapete, vero, che gli interessi sui titoli che vengono acquistati dalla BCE poi vengono in gran parte retrocessi ai tesori nazionali, quindi quello è il vero debito a costo zero. Noi il MES già ce lo siamo fatto a costo zero, perché si insiste nel volerlo? Mi dovrei anche interrogare sul perché certe associazioni di categoria insistono per volerlo, forse per segnalare quanto poco rappresentino i loro associati, ma questo è un discorso che faremo in un'altra circostanza. Si insiste perché voi semplicemente desiderate precostituire una base giuridica per il commissariamento del Paese quando al potere non ci sarete più voi. Ma questa cosa sta portando alla rottura del patto sociale che lega il partito deflazionista, il PD, ai suoi elettori, che non sono più i ceti popolari, le classi fragili, sono il ceto medio-alto che ha capito benissimo che pur di salvare voi stessi in questo modo lo state avviando sulla strada di una patrimoniale e di un'aggressione ai suoi risparmi. E questo spiega tanti mali di pancia che si vedono in giro in ambienti che una volta erano così graniticamente schierati con voi. Quindi, per salvare voi stessi state distruggendo il Paese
e credo che il tempo della pacatezza e della collaborazione fasulla sia terminato. Adesso si dibatte in Parlamento, venite in Parlamento, ascoltateci. Il mondo meraviglioso delle task force ci sta già dando abbastanza soddisfazioni, ce l'ha date durante il lockdown. È qua che si discute. Gli stati generali dell'economia o dell'Italia sono stati fatti in Commissione bilancio alla Camera, dove sono state ascoltate tutte le categorie produttive. Non riuscite, questo governo non riesce a fare una proposta che non passi attraverso un insulto al Parlamento, e questo è diventato inaccettabile. Questo dovevo rappresentarvi e questo vi rappresento. Naturalmente voteremo contro.